Sono andato in camera del mio nipote, hanno rabaltato tutto ma non hanno trovato niente. Sono andato in camera di mia figlia, hanno portato via tutto l'oro e i soldi che c'era, tutto. E buonanotte, quando siamo andati a letto ci siamo accorti che erano stati. Anziani nel mirino dei ladri, anziani nel mirino dei truffatori. Hanno chiamato mamma sono io e piangendo. Ho messo su subito, ho chiamato le mie figlie e con quella non ho... Però sono stata tanto male che sono stata veramente scioccata che adesso ho paura perché vivo sola, capisci? Allora non vorrei che tutti questi insegnamenti che stai utilissimi. Si sono ritrovati tutti insieme al Circolo Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per incontrare i carabinieri. Possiamo aiutarvi, il titolo dell'evento dedicato alla sicurezza, promosso dal Comune in collaborazione con i militari della Compagnia di Treviso e della stazione locale. Ho sempre paura ma tengo sempre chiuso e anche prima di aprire vado a accertarmi per vedere se conosco prima di aprire. A offrire consigli pratici e indicazioni la tenente Caterina Carrino, comandante del nucleo operativo radiomobile di Treviso. Varie le tattiche adottate dai truffatori sulle quali i presenti sono stati messi in guardia. Bisogna sempre aver presente che nessuno chiederà mai soldi in contanti o ancora di più oro, come è normale che sia, perché oramai le transazioni viaggiano tutto in modo elettronico. Attenzione anche alla scelta del luogo in cui custodire i beni preziosi. La camera da letto assolutamente no, perché è il primo luogo che viene praticamente visitato dai ladri, quindi conviene sicuramente andare a riporre gli oggetti di valore in altre parti della casa. In un momento storico in cui è sempre più facile prendersi gioco degli altri, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale è facile falsificare la voce e di conseguenza bisogna sempre diffidare.